Ciao ragazzi, benvenuti a questo ultimo episodio del mini corso online di HTML e CSS. Alla fine sono passate 10 settimane, ci siamo neanche accorti. Molto bene, allora, oggi parleremo di responsive design per chiudere un po' il cerchio di tutte le cose viste finora. Vi ricordo, come sempre e per l'ultima volta, che se volete approfondire l'argomento e imparare questo mestiere, introdurvi in questo mestiere, potete partecipare ai nostri corsi in aula, i corsi di Veneto Formazione, o in stream, in aula e streaming nelle sedi di Treviso Padova, e al momento dell'iscrizione, quando contattate i commerciali per fissare la vostra consulenza eccetera, potete usufruire eventualmente del mio codice sconto SBALDASIN22 che vi permetterà di avere 200 euro di sconto appunto su quello che è il costo finale del corso. Oltre a questo, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e a supportarmi per potermi permettere di fare un sacco di altri video. Sigla! Bene, allora, come vi stavo dicendo prima, oggi parliamo di responsive design, grid system e un po' tutta la baracca che va a chiudere il cerchio delle cose che abbiamo visto finora. Ok, si tratta grosso modo di lavoro di CSS e tutto il resto che ci va dietro, quindi dobbiamo capire un attimo i meccanismi. Per capire i meccanismi faccio un esercizio abbastanza semplice, che è un esercizio che a lezione faccio spesso perché permette di capire velocemente come funziona la dinamica. Allora, vedete, mi sono creato qua la mia solita strutturina con un CSS e compagnia bella, insomma, se non sapete di cosa stiamo parlando andate a rivedervi le altre lezioni, mettete insieme i cocci, e ho costruito questo div class container, ok, che sono andato ad inserire qui nel mio codice. Se vado ovviamente a ricaricare la pagina non ci sarà assolutamente niente perché manca tutta la formattazione del caso, quindi corro nel mio bel foglio di stile e vado a vedere il mio container. Vedete che è settato a 1160 pixel con un margin 0 auto per centrarlo. A questo punto, cosa che non farei mai in un vero container, ma in questo caso sono costretto a fare per mostrarvi l'esercizio, ma non lo fate nella vita reale perché il container deve poter essere riutilizzato, quindi non ha bisogno di forzature di questo tipo. Vado a dare un'altezza al container, gli do 2000 pixel di altezza, ok, e gli vado a dare un colore di background, il mio solito 39F che ormai è diventato più famoso di me, ok, per andare a vedere esattamente cosa abbiamo all'interno della struttura, perché il contenitore altrimenti senza un'altezza dichiarata è semplicemente automatico e quindi di conseguenza si rifà il contenuto. Adesso vedete abbiamo il nostro bel contenitore. Questo contenitore è largo 1160 pixel e quindi adesso cerchiamo di capire un attimino come funziona il responsive design. Questo è un monitor da 15 da cui sto registrando, ok? Quindi la larghezza extra contenitore complessivo nello schermo, a pieno schermo, insomma a piena larghezza, full width, è 1440, quindi questo che vediamo a destra e a sinistra è l'avanzo tra i 1440 e i 1160 del contenitore. È inutile dirvi che nel momento in cui io vado a stringere a una certa il contenitore ovviamente sfora, vedete, appare la barra di scorrimento che è deprecata. Perché? Perché lo spazio a disposizione ovviamente è inferiore rispetto alla misura del contenitore. Il principio che sta alla base del responsive design è semplicemente che tutti i siti di nuova generazione, tutti i siti esistenti al mondo, devono essere a favore di dispositivo e quindi devono essere creati in una modalità che ci permetta di far sì che il nostro sito si adatti ai vari dispositivi. La prima cosa che dobbiamo mettere sul campo la troviamo nell'HTML. Dobbiamo aggiungere questo meta viewport che permette la scalatura dal sito originale, la scalatura verso i vari dispositivi, ok? Quindi chiamiamola un po' la chiave che accende il responsive design. Dopodiché nel foglio di stile invece entrano in scena le media queries, queste regole di CSS. Qui adesso non andiamo a vedere un attimo le cose che ho scritto qui, le lasciamo un attimo da parte che ve le mostro dopo, ok? Queste sono le regole media, le media queries, ok, che hanno dei breakpoint. Sono dei punti di rottura dove noi andiamo all'interno delle parentesi grafe a dirgli come comportarsi da a una determinata risoluzione, o in questo caso vedete da una determinata risoluzione in giù. Ho creato 3 breakpoint un po' standard, un po' buttati lì, ok? Il primo l'ho messo a 1200 perché essendo a 1160 dentro i 1440 è ovvio che a 1200 è bene che io stacchi. Poi ci sarebbe una risoluzione media intorno ai 1024 992, è più o meno la modalità tablet, e poi c'è un'altra risoluzione che da lì in giù siamo sicuramente nel telefonino, che è quella da 768, ok? Allora se io adesso vado qua dentro questo breakpoint da 1200 e richiamo di nuovo il mio container,
che si trova a width 1160 margin 0 auto, lo posso riscrivere. Gli dico di essere largo, vediamo un po', il 96% dello spazio disponibile e di essere margin a questo punto 2%, quindi andare a riempire il 100%, 2%, 2%, 4, 96 più 4, 100, ok? E gli vado a cambiare il colore. Gli dico guarda, tu qua mi cambi colore. Il fatto di cambiare colore ci permetterà di vedere molto velocemente dove va a staccare il breakpoint, ok? Quindi se io torno di qua e ricarico, vedete che adesso è blu, sono in modalità desktop, comincio a stringere, vedete, e a 1200 stacca. Non è più 1160 ma diventa un 96%. E mi cambia il colore. Il cambio di colore mi permette di vedere anche abbastanza velocemente cosa sta succedendo. Se io vado quindi adesso ad aggiungere un colore diverso anche negli altri breakpoint, avremo una bella visione generale di come funzionano appunto questi breakpoint, che non implicano che io riscriva completamente il sito, implicano semplicemente che io vada a riscrivere le regole di cui ho bisogno. In questo caso, vedete, non ho bisogno di scriverli nuovamente che devo staccare al 100%, 96%, perché l'ho già fatto. Gli vado semplicemente a dare un altro colore. Qua, che ne so, lo facciamo nero, e qua sotto invece lo facciamo di colore lo facciamo di un altro colore, lo facciamo grigio, ok, giusto per vedere un attimino come funziona. Allora vado di qua, stacco, ok, ricarico la pagina, vedete 1200, tac, rosso, qui siamo nei 992, nero, e poi se vado a stringere ulteriormente 768, grigio. Questo è il principio, ok? All'interno di questo principio poi ovviamente io, quando creo un sito web, devo preparare la cosiddetta impalcatura, cioè un po' come quando costruite una casa, no? Dobbiamo creare delle fondamenta belle solide e poi all'interno delle fondamenta belle solide andiamo a mettere i nostri cosi. E questa e questa dinamica parte dal presupposto di utilizzare un grid system come base di partenza. Lo fanno tutti i più famosi framework del mondo, a partire da Bootstrap per esempio. Che cos'è il grid system? Il grid system è quel modello a griglie che si rifà anche a quella che è la griglia di XD da 12 colonne, che ci permette di andare a creare tutta una serie di colonne che possono, anzi devono poi giungere al 100% dello spazio disponibile. Allora, nello specifico qua mi sono preparato una serie di colonne in modalità flex, ok? Vedete, c'è punto flex, flex display, flex wrap, wrap, flex direction row, ok? Banalmente poi su tutto questo, se non sapete di cosa stiamo parlando, ci sono 1000 video nel canale di Flexbox, per questo non ci torno sopra, ok? Andate nel canale, cercate Flexbox e troverete almeno 5-6 video che vi spiegano tutto quello che fa questa fantastica dinamica, ok? Questa fantastica proprietà che ci permette, di cui non farete mai più assolutamente a meno. E qui sotto andiamo a creare una serie di colonne, vedete? Quindi queste colonne che caratteristica hanno? Abbiamo una colonna con una larghezza 8.33 periodico. Bene, per fare il 100%, come potete immaginare, dobbiamo metterne insieme 12. 12 di queste 100%. La colonna 2 fa 16.6 periodico, quindi 6 di queste 100%. La colonna 3 fa 25%, quindi 4 di queste ci portano ad avere il 100%, mentre la call 4 fa il 33.3 periodico per cento, quindi 3 di queste 100%, colonna 6 50-50, quindi di conseguenza 100%, e poi abbiamo delle colonne a incastro, quindi abbiamo colonna 8 66 che insieme alla colonna 4 33 farà 99.9 periodico 100%, article sidebar, poi abbiamo colonna 10 83.33 che mescolate insieme a una colonna a 16, se non ricordo male, sì, 16, farà il nostro di nuovo 99.9 periodico per cento, 100%, quindi una sidebertina un po' più piccolina, sidebertina, che schifo, cazzo, vabbè, una roba un po' più piccolina, ok? Queste sono solo alcune delle colonne che possiamo creare, quindi prendiamole un po' come uno standard, poi se ne, a piacere vostro ne potete creare finché vi pare, ok? Bene, allora perché abbiamo la colonna 3 che fa 25, che fa 4 colonne, e la colonna 4 che ne fa 3? Perché la logica è sempre quella di arrivare a 12 colonne. Quindi 12, quella da 1 sono 12, ok? Quella da 2 sono 6, 6 e 6, 12, 2, 6, 6. Non so se si capisce un po' il concetto. La colonna da 3 ovviamente fa 4 colonne, questo bisogna capirla. Perché 3 che ne fa 4? Perché è 4, 8,
12, ok, fantastico. 4, 8, 12, la colonna da 4 invece ne fa 3 perché 4, 8, 3, 6, 9, 12, vabbè, lasciate stare, è un casino, io non ho mai capito perché fanno questa cosa qua. Comunque, vabbè, sappiate che la colonna da 3 ne fa 4 e la colonna da 4 ne fa 3, che meraviglia. Va bene, allora, ovviamente adesso andiamo a usare la colonna da, proprio quella da 4, sì dai, quindi quella da 3. Allora devo inserire il punto flex, perché altrimenti c'ho la colonna, e qua dentro vado a fare una colonna trattino 4 per 4, ne facciamo proprio 4. Sì dai, colonna 4x4 e dentro la colonna 4x4 vi spiego velocemente attraverso questa come funzionano le dinamiche. No, aspetta, colonna. Vedi che mi casino anch'io. Colonna 3 per farne 4. Allora, che casino. Allora, andiamo qua. Facciamo 1, 2, 3, 4. Ok. E andiamo a ricaricare la pagina. Vediamo cosa succede. Tic. Ok, vedete 1, 2, 3, 4. Abbiamo le nostre 4 colonne. Ok, cercare di spiegarvi a voi le cose mi sono incasinato io. È meravigliosa questa cosa. Poi perché tra l'altro c'ho l'audio spento? Mi sa che poi mi esca anche il video. Ci sarà l'audio nel video? Ottima domanda questa qua. Ok, allora, altra cosa da non fare mai, modificare le colonne. Ok, piuttosto mettete all'interno dei div e lasciate che questi qua vadano a definire le dinamiche all'interno delle strutture. Ma noi per fare molto velocemente questa cosa e capire di che si tratta, andiamo a modificare le colonne originali. Allora, diamo un po' di altezza a questa colonna, la facciamo alta 200 pixel. E poi gli diamo un colore così che si veda cosa stiamo facendo. Vediamo un po', facciamo verde. Oggi è una giornata di colori. Ok, tic tac. Ok, e andiamo a fare un font size grande, quindi facciamo 60 pixel, che così vediamo il numeretto un po' meglio. Dovrebbero essere perfettamente incolonnate. Eccole qua, 2, 3, 4. Ok, potrei anche pensare, dato che sono interni i bordi, potrei anche pensare di darci un bordettino, che così vediamo bene quando staccano ste maledette. Allora 0, 0, 0, tic tac. Ok, qua perfetto, vado di qua. Tac. Ok, vedete, queste sono le nostre 4 colonne, fantastico. Quando io stringo queste 4 colonne all'interno dei vari breakpoint, vedete, rimangono sempre belle incolonnate. Però a questo punto, ovviamente, dobbiamo capire come fare a gestirle in modalità responsive. Loro sono già in percentuale, quindi si adattano. Quindi abbiamo il breakpoint, io direi di fare una roba di questo tipo, no? Facciamo che nel breakpoint da 9,92 queste qua vanno a 2 a 2, mentre nel breakpoint da 7,78 vanno una sotto l'altra. Allora la prima cosa che devo assolutamente fare è richiamare nel 9,92 il punto flex e cambiargli la direzione, quindi non più flex direction row ma column, mettimela in colonna. Poi, detto questo, allora abbiamo le colonne da 25, la col trattino 3, gli diciamo che non deve essere più grande il 25%, ma bensì il 50%, e già così dovremmo aver risolto la prima, vedete, tic tac. Quindi se io vado qua, quando stacco a 1024, vedete, vanno a per far bacco, no? Aspetta un attimo, non devo mettere il flex direction column qua, perché devono rimanere comunque in riga, devo solamente cambiare la larghezza. Che giornata difficile. Ok, vedete, quindi cambio la larghezza, quindi 4 2 2, e poi qua sotto sì, devo andare a modificare questo, e poi qua sotto gli dico che queste colonne devono occupare tic il 100% dello spazio disponibile. Ok, quindi in tutta questa baraccata stavolta dovrei avercela fatta. Ok, perfetto, eccola qua, guardate, allora tic tac tac. Ok, perfetto. Insomma, questi piccoli cambi di colore, questi cambi di situazione, eccetera eccetera, le piccole regoline che abbiamo messo sul piatto ci dovrebbero permettere di capire bene come funzionano le basi del responsive design attraverso appunto i breakpoint e le media queries. Non è nulla di difficile, bisogna solamente prenderci un attimo mano. Vi faccio un altro esempio banalissimo. Vedete che io avevo dato un 60 pixel, mi sembra gigantesco, per il font size, vedete? Ovviamente qua posso andare a ridimensionare anche quello, font size lo dico di essere a 36, e vado a cambiare non tutto ma solamente la regolina che mi serve, vedete, tac, e qui mi cambia anche la dimensione del font. Allora
Il modo migliore per capire il meccanismo è esattamente questo, ok? Quindi allenatevi su questo, create elementi, andate a metterli dentro le griglie, dentro le varie situazioni e vedrete che andando poi a stringere questa operazione di chiusura del browser avremo modo di poter testare facilmente come si muovono i vari elementi. L'importante per avere un sito web responsive il più leggero possibile è pensarlo già responsive, cioè se voi già partite con il desktop ottimizzato per questo tipo di situazione, poi il resto vedrete che è sostanzialmente una passeggiata di salute da mettere insieme, cioè basta capire il meccanismo, una volta che l'abbiamo capito nascondiamo elementi, ne facciamo apparire altri, eccetera eccetera eccetera. Bene ragazzi, allora il mini corso di HTML e CSS finisce qui. Dalla prossima settimana non ho la più pallida idea di cosa faremo, ok, ma non importa, qualcosa mi verrà in mente. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille per avermi seguito in queste 10 settimane, come sempre, see you next time.